adesso parliamo di street art, perché è stato un progetto dell'amministrazione Melucci che ha voluto trasformare le città in musei a cieli aperti. Ecco, nel 2020 con il progetto Trust diversi artisti di fama internazionale hanno reinterpretato le facciate delle case bianche del quartiere Paolo VI, ad esempio, ma non solo, perché c'è il volto di Alessandro Leogrande sulla parete esterna della biblioteca Clavio. Perché stiamo parlando di street art? Perché arriva una seconda edizione. Noi ne parliamo con Ilenia Gallo del gruppo dei professionisti dell'Urban Transition Center del comune di Taranto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, noi stiamo dando questa bella anticipazione, quindi arriva una seconda edizione. Sì, esatto, come anticipavi nella prima edizione già ci sono stati degli interventi su alcuni luoghi, in alcuni quartieri, ma il comune, insomma, l'amministrazione non ha voluto fermare il progetto che è piaciuto, ha avuto tantissimo riscontro a livello nazionale e internazionale, e quindi ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Regione Puglia e con i comuni della Grecia Salentina, con una dotazione economica per portare avanti il progetto Trust 2, e quindi siamo all'opera, siamo al lavoro noi stiamo supportando l'amministrazione e la direzione interessata appunto a ricominciare a mettere in campo questo bellissimo progetto. Ecco, la caratteristica di questo progetto Trust, di questa street art, è che sono murales enormi. Per esempio, io voglio ricordare quello del Pala Ricciardi, che prende praticamente 2 pareti. Sì, esatto, lo scopo proprio del progetto è la rigenerazione degli spazi e dei quartieri. È un percorso abbastanza costruito abbastanza bene anche da parte degli artisti nazionali e internazionali che portano avanti questo festival di rigenerazione della street art in tutto il mondo, e in particolare qui a Taranto si sta cercando di procedere in questo senso, coinvolgendo anche degli artisti locali. In collaborazione con gli artisti internazionali si fanno delle vere e proprie opere d'arte proprio su questi pareti enormi, proprio come è rappresentato lì alla Palestra Ricciardi oppure alla Biblioteca Clavio. Coloratissime, grandi, di grande effetto e di grande impatto proprio visivo. Allora, io però voglio dare un'informazione in più, se possibile, ai nostri radioascoltatori. A settembre riparte, ma riparte il bando di gara o vedremo già gli artisti all'opera? Sono curiosa. Sì, esatto, il progetto Trust 2 vuole continuare appunto a riempire gli spazi e valorizzare quei quartieri, in particolare anche andando nei quartieri periferici, con alcuni artisti internazionali che sono stati alcuni individuati, ma con il coinvolgimento anche di quelli locali. Sono state già individuate delle pareti e diventerà veramente a questo punto un museo a cielo aperto, come anticipavi. Quindi noi fra poco cominceremo di nuovo a vedere gli artisti all'opera. Gli artisti che si arrampicano insomma con tutta l'attrezzatura possibile e a fare queste opere magnifiche. Benissimo, siamo in chiusura, Ilenia, siamo in chiusura. Allora, possiamo dare il nome per esempio di un quartiere che è stato già selezionato? Dove ci sarà dai, facciamolo. Quartiere Tramontone. Benissimo, allora, quartiere Tramontone, tutti attenti perché andremo a vedere questi artisti. Grazie ad Ilenia Gallo del gruppo dei professionisti dell'Urban Transition Center.